Ci troviamo a Refrontolo in via Molinetto, l'ennesimo infortunio purtroppo mortale sul lavoro. A morire è un dipendente di una ditta di Altivole, 68 anni. Vedete nelle immagini lo Spisal che sta effettuando i sopralluoghi, ci sono ancora le forze dell'ordine, purtroppo ancora il corpo del dipendente qui, una caduta dall'impalcatura fatale, un trauma cranico gravissimo, non c'è stato nulla da fare. Sono con il sindaco di Refrontolo, Mauro Canal. Sindaco, purtroppo una tragedia immensa. Purtroppo sì, è capitato qui da noi, purtroppo sono cose che non dovrebbero capitare, ma succedono anche in questi settori con una certa frequenza. Niente, è desolante essere qui a constatare queste situazioni. E, Lo strazio dei compagni di lavoro, Rimane senza parole perché io quando sono arrivato prima a vedere il titolare disperato, vedere i compagni, i colleghi di lavoro che ci hanno lavorato insieme fino a pochi minuti prima disperati, insomma è una cosa che lascia il segno. vediamo che ci sono gli accertamenti ora dello Spisal, dei carabinieri, si cerca di ricostruire quanto è Sì. accaduto. Sì, sicuramente loro adesso ricostruiranno la dinamica dell'incidente, io adesso so che è accaduto, non ho grandi altre informazioni, ma questo poco importa se non per evitare successivi eventi simili, perché ormai l'evento è accaduto e purtroppo questa persona non è più con noi, lascia una famiglia, lascia figli, insomma una tragedia. Ecco, come potete vedere ci sono gli accertamenti in corso, ci sono ancora i colleghi di lavoro, c'è il titolare e da là se con Simone Merlo riusciamo a far vedere proprio dall'impalcatura proprio all'altezza, l'ultima parte dell'impalcatura lui è precipitato, si dovrebbe essere rotto un asse, ovviamente è tutto ancora da accertare ed è volato a terra. Una caduta non da un'altezza grossa, circa 5-6 metri, ma è fatale perché dovrebbe essere caduto di testa, un trauma gravissimo, mortale. Prima arrivata l'ambulanza si era alzato anche l'elicottero del SUEM 118, ma poi è tornato indietro perché purtroppo per il dipendente non c'era davvero nulla da fare.